Di rientro da un paese tropicale è stato colto da febbre e malessere. Dopo il ricovero in ospedale è emerso che durante la vacanza aveva contratto la febbre di dengue. A Rossano Veneto è quindi scattato il piano d'emergenza. Per vedere se attorno alla casa, all'abitazione ci sono larve o adulti di questo tipo di insetto, dopodiché in ogni caso provvedere ad una disinfestazione precauzionale onde evitare altri casi. Obiettivo fare in fretta per evitare che ci possano essere altri contagi. Nel giro di 24 ore è stata contattata la ditta specializzata, è uscita l'ULSS con i propri esperti. Abbiamo visto che comunque c'era la presenza di queste zanzare tigre adulte concentrate soprattutto in una zona. Non basta perché dal municipio è anche partita la circolare che ha imposto di tenere le finestre chiuse, lavare bene la frutta e la verdura, rilavare i panni stesi con acqua e sapone e pulire i giochi dei bambini lasciati all'esterno. Fortunatamente dopo la diagnosi le condizioni del paziente non destano preoccupazione. Diciamo che questa persona, ecco, che è stata contagiata, è ancora ricoverata in ospedale. Il decorso prevede la sua completa guarigione e la sintomatologia è una sintomatologia curabile, sono febbre particolari, insomma, che la nostra ULSS ha riconosciuto prontamente. Questa mattina la disinfestazione nel raggio di qualche centinaio di metri dall'abitazione nell'area della zona industriale. Non servono allarmismi, in questo caso non servono allarmismi.